Benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Chiedo scusa, desumo sia l'aria condizionata, per cui magari se qualcuno della regia riesce a portarmi un po' d'acqua non sarebbe male, anche per rispetto nei confronti degli ospiti e nei confronti del pubblico. Parlavamo con il professor Guglielmo Cevolin, docente di diritto pubblico all'Università di Udine prima della sigla, ed era tutto a posto, invece adesso si è scatenato questo problema. Ok, vabbè, lo risolveremo. Grazie intanto professore per essere tornato. Grazie a voi dell'invito. Nei nostri studi. Abbiamo parecchi argomenti di cui trattare. Intanto io direi, cominciamo un attimo con le elezioni europee, perché mi sembrava, non mi ricordo con chi ne discutevo, ma mi sembrava fino a qualche tempo fa, qualche settimana fa, che anche nel nostro paese, o quantomeno forse per la prima volta nel nostro paese, la campagna elettorale che si andava tenendo per le elezioni europee mi sembrava non risentire di quell'atteggiamento che sempre il nostro paese ha avuto nei confronti delle elezioni europee, cioè che fosse quasi un'elezione tipo di mid-term per capire, per testare un po' e tastare il gradimento del governo in carica. Sembrava che si incominciasse a introdurre anche nuovi, come posso dire, parametri, tipo l'idea della coalizione che poi avrebbe portato al presidente, argomento di cui le altre volte non si era parlato. Mi sembra che siamo tornati per tutta una serie di ragioni. C'è una ragione tecnica, il sistema proporzionale. Certo, il sistema proporzionale fa sì che se ci sono delle divisioni nelle coalizioni, e ci sono, perché le coalizioni non si fanno più come una volta col dibattito della base, dei partiti, quei riti, i congressi, queste cose qua. Sono delle accozzaglie, purtroppo, e quindi ecco che poi vengono fuori le sintesi, cos'è? Lottare divisi e colpire uniti, insomma, non so, queste frasi, questi slogan di questo tipo qua. In realtà sì, c'è un dato che aiuta a pensare le elezioni europee veramente come dovrebbero essere, e cioè pensate su temi europei, il fatto che forse il nostro paese si sta accorgendo, pensiamo adesso proprio per l'attualità, Giorgetti che inizia a dire che qua non ci sono soldi e che non si può fare niente. Attenzione, Giorgetti si sta già preparando al fatto che molto probabilmente a metà giugno arriverà una procedura di infrazione per il bilancio all'Italia e anche a qualche altro paese, ma siamo nei guai per esempio con il bilancio, e quindi inizia tutto quel rito che quindi da giugno sarà fino a dicembre per la finanziaria, i balletti, le cose, l'Europa che boccia, non boccia, eccetera, eccetera. Business as usual. Ecco. Tra l'altro però ci sarà anche, c'è un altro anche tema invece che non depone, quindi allora da un lato abbiamo capito che l'Europa ci serve, ci ha salvato nella pandemia, ci ha salvato nella crisi dopo la pandemia, la crisi economica dopo la pandemia, ci ha salvato nella crisi energetica dopo la guerra in Ucraina e ormai, siccome ormai si è capito che ogni tot arrivano dei nuovi mostri, come diceva Tremonti, come in un videogioco arrivano dei nuovi mostri sempre più grandi, sempre più forti, come quando si passa nei videogiochi da un livello ad un altro, è chiaro che noi ce la facciamo come Paese Italia solo se c'è l'Europa, quindi questo ha portato un po' a riflettere sui temi europei. Però, per esempio, non ha portato a riflettere sui temi europei, per esempio, il tema del candidato presidente della Commissione, perché sì, gli Spitzenkandidat, cioè da un certo punto di vista c'è la von der Leyen che è espressione ancora della vecchia maggioranza, quindi il Partito Socialista e Partito Popolare sostanzialmente, e liberali uniti, diciamo, e tutti gli altri in opposizione, però la von der Leyen ha instaurato un rapporto anche di tipo personale con la Meloni, che è al vertice dei conservatori e liberali, quel partito come si chiama, e allora ecco lì che quindi si è tenuta le mani libere, metti caso che quel gruppo
prende tanti voti, ecco che si può far appoggiare magari anche da quell'altra parte, anche se diciamo è molto probabile, sembra dai sondaggi, che ce la facciano ancora il vecchio, diciamo, senza bisogno della stampella l'ipotesi conservatrice. L'ipotesi Draghi, come mi è stato fatto notare da un ex parlamentare europeo che ho incontrato ieri a Trieste, Dialoghi Europei, Giorgio Rossetti, ha fatto, guarda che si fanno, come parlo in triestino, anche mi parla in triestino stretto, si fanno queste cose con i partiti, cioè al Parlamento europeo si fanno con i partiti, e Draghi è un uomo senza partito e già hanno fatto l'accordo un po' sulla von der Leyen. Ecco, poi ovviamente se però non ci saranno i numeri bisognerà aprire e fare, ecco, diciamo che si è tenuta libera alle mani, direi anche la Meloni da questo lato, perché ha detto non parliamo di questo argomento, vediamo come vanno i voti e noi faremo l'alleanza poi con chi vuole fare le cose che vogliamo noi. E questo è un modo di dire che guardate che se avete bisogno di noi ci dovete dare quello che chiediamo. Il rapporto di Letta invece? Ecco. Questo cos'è tra l'altro? Allora, perché il rapporto ha fatto di Letta, un po' irruzione, diciamo così. Sì, allora intanto il riconoscimento che anche qualche italiano pensa, conta, vale, perché è stato su incarico del Consiglio europeo, mentre Draghi ha avuto un incarico e Draghi per certi versi ha dato qualche anticipazione, ma la pubblicazione del documento sarà a giugno dopo le elezioni, mentre invece il documento di Enrico Letta, un documento richiesto dal Consiglio per la legislatura 2024-2029 e quindi l'ha presentato ad aprile, mi pare il 17 aprile, ha presentato questo documento di 147 pagine dove intanto inizia con una frase molto più che un mercato, che solo un mercato in inglese, che a me subito ha ricordato la frase del Barcellona, més que un club, molto più che un club e così molto più che un mercato. Perché? Perché Enrico Letta intanto ha detto guardate che il mercato unico non è solo una questione economica, è una decisione politica, c'entra la politica e la politica infatti per come ha interpretato questo documento sulla competitività del nostro continente, della nostra Unione Europea, ha impostato intanto il mercato unico sull'approfondimento di 3 argomenti. Un primo argomento il Green Deal, un altro argomento il tema dell'allargamento e un altro tema diciamo importante la difesa. Quindi ha sostanzialmente fatto un po' le pulci su questi 3 temi. Sul tema del Green Deal praticamente ha spiegato come ci vogliono delle risorse per fare il Green Deal, ci vogliono delle risorse che sono debito europeo, poi in realtà ne ha parlato quando ci sono gli strumenti, anche perché teniamo presente che per esempio gli Stati Uniti hanno fatto con l'IRA, con l'Inflation Reduction Act, hanno fatto un impegno talmente enorme che il tentativo fatto dalla von der Leyen di stanziare qualcosa per il Green Deal in realtà è molto modesto. E teniamo presente quindi che il Green Deal non è un tema da Greta, non è un tema ambientale, ma un tema per rilanciare lo sviluppo del continente europeo che sta andando indietro. E adesso vedremo anche perché, in quali settori. C'è il tema poi dell'allargamento, che è un tema molto importante. Gli allargamenti sono allargamento all'Ucraina, allargamento diciamo alla Georgia, ma soprattutto allargamento ai Balcani, ma sono allargamenti estremamente problematici. Diciamo solo per l'Ucraina, se solo entrasse, poi intanto dovrebbe entrare finita la guerra, ma se solo entrasse nella Unione Europea per la ricostruzione, che cosa accadrebbe? Tutta la politica agricola comune, tutta la PAC, va tutta all'Ucraina e tutti gli altri
paesi, quindi con tutti gli altri agricoltori piuttosto già arrabbiati, Sì, figuriamoci in Francia togliendogli la PAC, e quindi ecco, quindi quello è un tema. E poi per i Balcani è tanto importante, perché noi che siamo e che abbiamo un ruolo come Trieste, come Regione Friuli-Venezia Giulia, dovremmo avere un ruolo. Una volta c'era anche stato attribuito dal Paese, ma non si è mai capito se poi c'era nero su bianco su questo, che avessimo veramente un ruolo per i Balcani, noi, per quanto riguarda il nostro Paese, perché poi quando si andava a chiedere il documento scritto dove c'era questo ruolo, non c'era. E allora ecco che per i Balcani, certo, abbiamo la concorrenza della Cina, la concorrenza della Russia e la concorrenza della Turchia sui Balcani, e quindi, oltre che la concorrenza tra di loro, perché i Balcani sono un po' litigarelli, ecco, e quindi ecco che... Però, certo, potrebbe accadere, se riuscissimo a lanciare il cuore oltre l'ostacolo e far entrare i 6 paesi che stanno bussando alle porte, e che ancora anche la Serbia ancora sembra che voglia entrare, e potrebbe accadere quello che è accaduto con Slovenia e Croazia, cioè che c'è stato tendenzialmente abbastanza un superamento di tutte le questioni, diciamo, territoriali, confini, economiche e così via. C'è stato un sostanziale superamento, anche se adesso effettivamente, questo forse è colpa del governo italiano, tornano un po' i controlli, perché per esempio tornando lunedì sera dalla Slovenia, ero andato a Capodistria, chi ci ha fermato erano gli italiani, perché eravamo su un taxi scuro, e mi hanno detto che controllano che non ci siano dentro delle persone con il turbante o persone che possano essere pericolose dal punto di vista del terrorismo internazionale o cose di questo tipo, e quindi ecco questi momenti di approfondimento, diciamo, di Letta. Poi ha lanciato anche una traiettoria criticando il mercato unico su delle cose come le telecomunicazioni, poi sulla difesa. Ecco, per esempio sulla difesa cosa ha detto? Una vergogna che l'80% delle armi siano acquistate all'estero, per esempio, da parte dell'Unione Europea. E poi però in realtà il tema della difesa sarebbe quel tema che ci darebbe maggiori risorse agli Stati membri, perché gli Stati membri è vero che non spendono quanto vorrebbe Trump, cioè tutti il 2%, c'è neanche qualcuno come la Polonia che spende di più del rapporto tra spesa della difesa e PIL, però è anche vero che li spendiamo molto male, che se invece li spendessimo insieme avremmo un risparmio, per esempio per quanto riguarda i progetti europei, invece di avere 12 tipi di carri armati, ne avremmo 1 o 2, probabilmente tedeschi, avremmo dei caccia probabilmente francesi, forse avremmo noi gli elicotteri o qualcos'altro, però ecco, si potrebbe, come dire, avere un risparmio significativo che dove andrebbe? Andrebbe sicuramente un po' per il Green Deal, ma andrebbe anche probabilmente per mantenere il welfare, perché è un problema che abbiamo anche mantenere una delle caratteristiche dell'Europa, dell'Unione Europea, che è un certo welfare, che ci distingue un po' dagli altri paesi, Stati Uniti anche. Allora, cambiamo un attimo scenario, ma rimaniamo ecco, per esempio, guerra Russia-Ucraina. C'è questo curioso attivismo di Macron, per dire la verità, che... Macron-Sorbonne 2. Siamo arrivati a Macron-Sorbonne 2. E poi anche il discorso potrebbe essere, insomma, le basi NATO. Ecco. Allora, Macron 2, diciamo che Macron è un Macron-Sorbonne 2, in realtà è un Macron spudoratamente elettorale, perché comunque, per quanto lui si pensi come Giove, in realtà non è che le ha azzeccate molte, perché è partito dalla nato in morte cerebrale. Poi nel momento in cui c'è stata l'invasione dell'Ucraina ha detto bisogna non umiliare la Russia. Quindi con una posizione che adesso sarebbe piuttosto incompatibile con il Sorbonne 2. E il Sorbonne 2 invece addirittura sostegno militare all'Ucraina con addirittura le truppe
francesi, poi non si è capito, prima sembrava NATO, poi ha detto NATO, effettivamente io sono Giove ma non posso anche comandare completamente la NATO forse, e allora sì, truppe francesi, però poi anche truppe francesi un po' sia ad addestrare, poi insomma ha dovuto correggere il tiro tante volte. È un Macron elettorale che insegue la Le Pen, nel senso che il suo partito per le elezioni europee è con sondaggi a terra rispetto alla Le Pen che è un po' pare sul 30%. Per curiosità, che insomma credo sia abbastanza lontana come cosa. 3 anni, insomma, quindi non lontano. Sì, può avere un terzo mandato il presidente francese? No, no, lui non può farsi rieleggere, okay. E quindi ci sarà una competizione tra la Le Pen, sì, probabilmente, e qualcun altro che verrà fuori. Però sì, vedremo. Quindi si sta preparando probabilmente. Per le basi. Allora intanto qui riprendo velocissimamente un Limes, stiamo perdendo la guerra, nel senso che Limes ha voluto dire, con un numero diciamo di 3 mesi fa, ha voluto dire attenzione, guardate che siamo in guerra Unione Europea, che diamo le armi, tutti i paesi dell'Unione Europea, all'Ucraina, che facciamo anche noi una guerra per procura, ma anche noi Italia siamo in guerra, perché Putin si è espresso nei nostri confronti anche recentemente come dei nemici. Ovviamente il nemico principale sono gli Stati Uniti e quindi, per esempio, Putin ha detto attenzione, guardate che colpiremo gli F-16 ovunque siano, che vuol dire che se pensate di darli alla Ucraina, anche se prima di darli sono nelle vostre basi, noi vi colpiamo le basi. Però questo di colpire le basi non è uno scherzo da poco, perché prima di tutto c'è il tema dell'articolo 5 del Trattato NATO, è un attacco, se mi attacchi le basi per colpirmi gli aerei anche che sono alla base, vabbè, ma sono gli aerei che dovevano andare all'Ucraina, sì, però mi stai colpendo una base, eccetera. Poi le basi, certe basi, la base di Aviano, per esempio, è una base che ha 20 probabilmente testate nucleari, di quelle che si buttano dall'alto, e poi adesso anche, quantomeno, pare trasferite, che erano più moderne, dalla Turchia, perché la Turchia diventa un po' sempre meno affidabile, e quindi le basi americane in Turchia hanno, pare, trasportato le testate nucleari, pare anche ad Aviano, dove ci sono testate nucleari più moderne che sono in grado di essere caricate su dei missili che vanno a colpire anche i bunker sottoterra, quindi sono più efficaci, più efficienti, quindi ce ne sono probabilmente di più. Però certo, poi colpire una base che ha anche le testate nucleari pone dei rischi, oppure pone dei rischi perché se come reazione, per esempio, partono dei missili per reagire all'attacco nucleare, perché c'è anche un'ipotesi di attacco nucleare, tra virgolette, nucleare convenzionale è una contraddizione in termini, sì, però nucleare convenzionale sarebbe in pratica mettere in dei missili non intercontinentali, ma che arrivano al massimo a 500 km, e quindi ci siamo, arrivano della roba nucleare che arriva e fa male, e fa le scorie, e fa queste cose qua. Quindi quella roba lì è una roba che fa il come si chiama? Sì, il follow up, follow down, quello che è, e infatti ci sono dei documenti austriaci della NATO che fanno proprio questi calcoli. Gli austriaci tra l'altro fanno proprio delle mappe dove non si sa perché, cioè si sa perché dicono, forse per impedire a che diciamo ci siano dei piani che vedono l'Austria come luogo, in quanto pacifista, luogo dove andare, dove scappare, perché poi quando arriva qualcosa di nucleare, a parte che ci sono già calcoli, dicono 234, non si sa perché 234.000 morti, la previsione sarebbe, quindi grave, e poi c'è il tema del vento e delle piogge, dove quindi se c'è pioggia si ferma un po', se invece c'è vento l'Austria proprio prevede che copre quasi tutta l'Austria, poi partendo da Aviano, e quindi altra possibilità per scappare potrebbero essere i Balcani, perché per esempio i russi poi magari non colpiranno ancora
in zona, così i fuggitivi che vanno magari in Serbia, non so, che è un paese amico Ecco, però poi ci sono anche altri temi che vengono fuori sulla sicurezza di queste basi, perché per esempio è venuto fuori nel 2022 che hanno mandato, il comando della base americana di Aviano ha mandato un messaggio Facebook a tutti i dipendenti molto urgente, ha usato Facebook per questo, di non assolutamente far circolare, mostrare a nessuno, scaricare e mettere nei propri telefonini e nei propri computer dei riassuntini del modo di comportarsi se succede un attacco nucleare, perché ciascun dipendente della base americana ha come dei pizzini in delle carte, come delle carte da gioco, che però sono stati fotografati e se li sono messi nella memoria del telefonino per averli sempre dietro, oppure se li portano dietro, oppure li fotografi li mettono nel computer, li scannerizzano e li mettono nel computer, quindi sono facilmente aggredibili da un attacco esterno, perché è un singolo computer, magari quello di casa o il telefonino, e questo crea dei problemi notevolissimi, perché in questi pizzini, in queste carte riassuntive ci sono per esempio dipendente per dipendente le telecamere di sicurezza, dove sono, le misure di sicurezza, le misure di reazione, c'è tutto, quindi quando un'intelligence straniera volesse appropriarsi di quelle carte attraverso un hackeraggio dei telefonini, dei computer di qualche dipendente, verrebbe a conoscere molto, troppo, e allora ecco che questo per esempio ci ha fatto capire come oltre alla previsione dei 234.000 morti, che ovviamente è molto minacciosa, anche per certi versi il rischio che ce l'ha detto Putin recentemente, queste parole drammatiche, altre parole sono state dette anche da Lavrov, altre da Lukov anche ha detto delle cose di questo tipo, quindi sono stati diversi personaggi che hanno detto molte cose di questo tipo, cioè guardate che la terza guerra mondiale non è, diciamo poi giustamente Federica ha detto che non c'è pericolo, che è una cosa di deterrenza, è un modo di... però ci sono i piani NATO, ci sono i piani anche di altri paesi, l'Austria per esempio, che pensa a cosa potrebbe succedere alla propria popolazione. C'è anche un decreto legislativo 101 del 2020 che ha aggiornato tutte le nostre misure di protezione dalle radiazioni ionizzanti con delle misure di cautela nel lavoro, in tutte le cose dove si maneggiano sta roba qua, ma anche per gli aspetti militari. Allora, facciamo così, professore, perché poi non vorrei, dopo dover correre verso la fine, diamo i prossimi appuntamenti di storia a e-storia, storia a e-storia. Ecco, intanto, come la Lazio e la Roma, la sorella diceva della Lazio è nata prima, perché effettivamente la Lazio è nata prima. Noi come Istoria siamo nati nel 1989, mentre e-storia è nata nel 2004, quindi ha 20 anni, compie 20 anni. Noi abbiamo 10 anni più, siamo vecchiotti già. E dopodiché però siamo fieri di collaborare con e-storia, presieduta sempre da Adriano Ossola, che è bravissimo della LEG, e dalla quarta edizione direi abbiamo sempre collaborato, anche facevamo cose a grado, tante cose abbiamo sempre fatto. Questa volta il tema di e-storia e date, saremo venerdì 24 maggio dalle 14 alle 16 con il generale Roberto Bernardini, generale di Corpo d'Armata, riservista, che ci parlerà delle missioni di pace militari italiane, quelle alle quali lui ha partecipato o direttamente o anche come comandante delle forze operative dell'esercito italiano, quindi Iraq, Kosovo e Afghanistan. Dopodiché ci sarà, e questa è una vera chicca, perché avremo il generale di Corpo d'Armata Ristuccia in servizio, comandante, è stato il penultimo comandante della KFOR in Kosovo e è stato anche, e adesso è il comandante delle forze operative dell'esercito italiano Sud
del Confop Sud a Napoli. E sabato 25 maggio alle ore 11, dalle 11 alle 13, tutte queste due iniziative solo in aula 3 in via Santa Chiara 1 a Gorizia nel polo dell'Università di Udine, e dalle ore 11 alle ore 13 il generale Ristuccia ci parlerà di sorpresa strategica e resilienza e sicurezza, diciamo, sorpresa strategica e sicurezza, ma dove, in che ambiti? Pandemia, poi l'attacco ovviamente della Russia all'Ucraina come sorpresa strategica e Hamas. Quindi avremo un generale che è autorizzato, perché non viene se non è autorizzato, sì, lui sì. non è Vannacci, è una persona serissima, viene autorizzato, tra l'altro ha anche un libro, su questi argomenti sta scrivendo un libro e ovviamente uscirà quando il libro sarà autorizzato, e però viene a parlarci di argomenti freschissimi e soprattutto a spiegarci come ormai un vero comandante, un vero uomo di Stato che si occupa della difesa del nostro Paese deve avere nel proprio bagaglio la sorpresa strategica, cioè deve essere pronto a un cambiamento totale di strumenti militari o di pericolo. Allora, abbiamo tempo ancora per una riflessione su, abbiamo citato Hamas, c'è questo, non so poi se è un cambio di passo, però questo irrigidimento di Biden nei confronti di Netanyahu, che poi credo sia probabilmente anche un irrigidimento nei confronti di Netanyahu, non di Israele, eccetera, però insomma, è segna un momento importante. Una cesura, sì, perché le solite sgridate telefoniche che probabilmente Biden faceva a Netanyahu adesso cioè l'ha diffidato a fare l'operazione a Rafah così come probabilmente la stavano pensando, cioè con molte perdite civili. Diciamo che per ora, a quanto se ne sa, stanno facendo l'operazione, ma è ancora di tipo abbastanza, tra virgolette, chirurgico. Certo, c'è da dire che nessuno mai mi ha spiegato, anche da un punto di vista militare, ai primi di aprile ero con 3 generali dell'esercito, si ricordava la battaglia dei ponti a Nassiriya, che è la prima battaglia dell'esercito italiano dopo la seconda guerra mondiale, la prima vera battaglia, e con questi 3 generali che spiegavano le operazioni, che era andato tutto bene, che si erano comportati bene, gli italiani anche da un punto di vista militare hanno riuscito a raggiungere gli obiettivi e così via. Però io, approfittando, come un po' faccio sempre, qualche scherzo da prete, diciamo, ho detto: ma però spiegatemi come fa Israele a fare l'operazione di deradicalizzazione di Hamas, e hanno evaso la domanda, e però peraltro anche tutti, ho visto quelli ai quali è stata rivolta questa domanda, la evadono, perché in realtà è, temo, una missione impossibile. Non si può fare. E nella sua amata Catalogna? Nella mia amata Catalogna domani intervisterò la moglie di Aurélien Argemí. Perché la moglie? Perché il 1° aprile è mancato, è defunto Aurélien Argemí. Il 4 aprile sono andato anche ai funerali, ho stretto la mano ad Aragonés, non gli ho portato fortuna nelle elezioni perché Esquerra Repubblicana non ha preso molti voti. Hanno preso voti il Partito Popolare, incredibile, a Barcellona il Partito Popolare, Vox, e poi ha preso voti il Partito Socialista Catalano, che è però vicinissimo a Sánchez, praticamente sia in Catalogna sia nella comunità autonoma di Valencia, sia il Partito Popolare che il Partito Socialista si chiamano Partito Socialista Catalano, Partito Socialista Valenciano, perché comunque l'identità da quelle parti conta. E comunque diciamo che poi ha preso voti Puigdemont. Diciamo che l'opzione indipendentista ha perso, perché insieme non hanno più la maggioranza, Esquerra Repubblicana e Junts per Catalogna non hanno più la maggioranza, e quindi l'opzione indipendentista ha perso. Però ha vinto, ma sentirò l'opinione della moglie di Aurélien Argemí domani,
una cosa che potrebbe accadere è che, avendo vinto le elezioni il Partito Socialista catalano con Illa, che ha detto una cosa interessante, ha detto nessun catalano sarà lasciato indietro, e quindi ha fatto un po' come ha fatto Sánchez, che ha detto diamo una seconda opportunità alla Spagna e alla Catalogna, vediamo se riuscirà ad allearsi a Junts e a qualche altro partito e a fare una maggioranza di questo tipo, cioè una maggioranza che è in linea col governo e che magari è in grado di ottenere più autonomia, visto che l'indipendenza non si può ottenere. Professore, ci vediamo come sempre tra un mesetto. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro. Buon lavoro a voi. E noi adesso andiamo in pubblicità e poi cambiamo argomento. Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, cambiamo argomento, come sempre succede, siamo in compagnia di Fabiola. Come si pronuncia esattamente? Fabiola o Fabiola? Fabiola. Sì. Fabiola. Fabiola, con la I, sì, insomma, l'accento va sulla I. Esatto. Ok. Fai Diga, che è presidente di Casa Cave, grazie per essere tornata nei nostri studi per parlare di questa iniziativa che prosegue. Prosegue. Mancano due appuntamenti, intanto per una parte del progetto. È stato un progetto molto bello, devo dire, molto coinvolgente, e che ha coinvolto più settori del territorio, sia le cave con gli itinerari, sia le aziende per la produzione dei primi prototipi, gadget creativi del territorio, sia le associazioni. Abbiamo 2 associazioni in collaborazione con Carso Creativo, che sono il CEO di Malchina e l'associazione Oltre quella sedia, il CEO di Malchina con anche la cooperativa La Quercia. E abbiamo fatto un lavoro d'incontro con i loro ospiti. Le associazioni stanno facendo un ottimo lavoro e anche il CEO di Malchina proprio per il discorso dell'inclusività, il discorso del superamento anche di certe problematicità di tipo psichico, che devo dire che attraverso questi laboratori in qualche misura gli ospiti si sono organizzati e hanno dato dei risultati dal punto di vista creativo veramente eccezionali. È bello che un'iniziativa come questa, voglio dire, non rimanga, come posso dire, confinata all'iniziativa stessa, ma cioè che abbia pensato anche all'inclusione, abbia pensato anche ad altre realtà che magari in apparenza non sembrano contermini a tutto ciò. Sì, e questo anche grazie alla tipologia dei bandi regionali che noi abbiamo vinto. Il bando creatività della Regione Friuli Venezia Giulia, che dà l'ipotesi appunto di collaborazione con delle aziende, e noi abbiamo collaborato con l'azienda Mammifera Gramar, che ha accolto i disegni di questi ragazzi e attraverso la cura dell'artista scultrice Greta Fila e dello scalpellino Jernej Bortolato, che è uno scalpellino di Pliskovica, sloveno, eccezionale, uno dei migliori del nostro territorio. Rielaborando i disegni degli ospiti dell'associazione del CEO di Malchina, siamo arrivati ai primi souvenir creativi d'arte che narrano il territorio. E questo si spera quindi di lavorare nel realizzare una vera e propria piccola creative industry in proiezione futura. Allora, e poi in parallelo gli itinerari e le mostre. Ecco, allora, intanto uno degli appuntamenti è la passeggiata con performance danzando sulla via della Pietra. Questo di che cosa si tratta? L'appuntamento è per il 18 maggio, quindi sabato prossimo. Esatto, infatti sabato prossimo si conclude Carso Creativo con questa passeggiata
in collaborazione col Dance Project e l'Actis di Trieste. Come no. Avremo la Dasha Gurcic, che è una danzatrice contemporanea veramente eccezionale, con la quale abbiamo già collaborato tramite il Dance Project anche un paio di anni fa, e lei si confronterà con la pietra attraverso la danza contemporanea. E poi avremo alla fine però anche l'incontro con la biodanza per creare un meccanismo, diciamo, interiore ancora più coinvolgente, perché gli ospiti parteciperanno direttamente anche all'incontro danzante con la pietra. Che cosa stiamo vedendo in questo momento? Ecco, in questo momento questo è il disegno, questi sono i disegni Che parlavamo prima. Che parlavamo prima. Questa è Anushka, questa è Ania, e questi diventeranno delle cartoline. Questo è un ragazzo dell'Oltre con la sedia, se non sbaglio Lorenzo, e questo è, mi sfugge, Fond di cognome, e proprio questi disegni sono diventati il prototipo dei gadget. E queste invece, queste immagini? Queste immagini ci raccontano di un'esplorazione che abbiamo fatto in cava con Esplore, assieme con la fotografa Marzola, Maria Cristina Marzola, e con Venus, Giulia Venus. Loro hanno elaborato una parte fotografica all'interno della cava che potremo vedere a Porto Piccolo, di cui magari vi racconto dopo, ma in parallelo c'è stato anche l'incontro con la Contrada, con i bravissimi Pagliai, De Rosa e Usu, che hanno declamato sia in sloveno che in italiano la poesia Ai cavatori di Igo Gruden, ed è stato un momento di grande commozione. A vedere anche scenograficamente impressionante. Sì, la cava è meravigliosa, grazie alla collaborazione con il geologo Marco Manzoni e soprattutto con l'azienda Cava Romana, che ha aperto la cava nei fine settimana. Eccola qui, questa sarà una delle foglie che saranno elaborate e diventeranno souvenir d'arte. Eccola qui. Allora, proseguiamo. Allora, questa è una ed è in programma sabato a partire dalle ore 10. Cosa c'è? Bisogna iscriversi? Bisogna iscriversi, sì. Mi sembra che poi una passeggiata inclusiva, proprio perché ci saranno anche gli ospiti dell'Associazione Oltre con la Sedia e del CEO di Maichina, della cooperativa La Quercia, e arriveremo però proprio nel ventre della cava anche questa volta. Bisogna iscriversi, Esplore, adesso do un'occhiata perché lo dimentico sempre. Comunque, info@esplore.it. Bravissimo, esatto. E quindi sarà una passeggiata, per questo è Carso Creativo con 2 T, perché si coniuga sia l'attività che la creatività. Invece, lo stesso giorno, sempre sabato, alle 18, ma al magazzino 26, c'è una visita alla mostra Laboratori Futuribili e Pietre di Viaggio. Esatto, pietre da viaggio, hanno scritto di, ma in realtà è da viaggio, nel senso che sono proprio queste pietre di cui dicevo, e che tratte dai disegni degli ospiti, che diventano però anche souvenir da viaggio. Anche in lei questa ha un elaborazione di gola, dipende. Assolutamente sì. E al magazzino 26 ci sarà una grandissima mostra che, lo leggo, si chiama Da Lubiana a Trieste, la pietra di Aurisina in Italia e nel mondo, organizzata dal gruppo Ermada Flavio Vidonis, e noi avremo un bell'angolino dedicato al nostro progetto Carso Creativo. Ok, queste sono sempre immagini che si riferiscono... Queste sono immagini che si riferiscono a dei momenti di incontro in cava. Ecco la nostra Dasha, meravigliosa, che sta facendo un po' i primi esercizi, immagino, di quello che farà, ma comunque in realtà questo è un momento in cui Dasha ha inventato proprio una performance per la RAI nazionale, perché è arrivato Linea Verde, che ha raccontato anche del nostro lavoro artistico nelle cave. Qui invece c'è la realizzazione... Qui è sempre invece la parte legata al discorso Creta, perché abbiamo fatto sia disegni che il discorso Creta,
E qui invece ci sono dei laboratori nelle scuole, sì, con la Dunia Yogan, che facevano parte anche del percorso di Carso Creativo. Allora, ormai il progetto quanti anni ha ormai? No, questa è la prima edizione. No, intendo proprio il progetto. L'Energia dei luoghi, sì, famosa, che andremo a riprendere in settembre col Festival del Vento della Pietra, ha 10 anni. 10 anni? 10 anni, sì. Quindi diventa sempre più importante, sempre più impegnativo poi. È impegnativo, però grande soddisfazione perché, devo dire, come artista visiva, sono molto soddisfatta che un progetto legato all'arte contemporanea abbia anche dato sviluppo territoriale. Infatti dall'Energia dei luoghi è nato CAM, il Museo diffuso delle Cave della Pietra, e sta nascendo tutta una serie di ipotesi che anche altre associazioni e altri protagonisti del territorio portano avanti su questa linea, no? Su questo format. Chiaramente in collaborazione col comune di Unurisina, che è costantemente partner. Già che ci siamo, parliamo un po' di arte contemporanea, no? Che è un discorso che a me piace fare, insomma, perché di sì. Le faccio la domanda per come l'ho posta qualche tempo fa, non mi ricordo a chi, se devo essere sincero, ma comunque, insomma. Sì. C'è un grosso problema quando si parla di arte contemporanea, perché per tutta una serie di ragioni viene percepita come se fosse molto distante, come se fosse qualcosa di difficile, qualcosa di concettualmente inarrivabile, per chi non faccia parte di una determinata cerchia, eccetera. La figlia di un mio compagno di classe frequenta una scuola, è al 3° anno, e gli ho chiesto, dico, ma dove siete arrivati di storia dell'arte, con il programma di storia dell'arte? E alla fine del primo anno di storia dell'arte sono all'architettura greca. Ora, mi chiedo, arriveranno mai al contemporaneo? No, io domando se arriveranno agli impressionisti, perché se questo è il ritmo, poi può dipendere da tutta una serie di ragioni. E lo stesso discorso vale per altre materie come la storia e, ahimè, anche la letteratura italiana, secondo me. Il problema è questo: come si fa a... come si può pensare che le nuove generazioni si avvicinino all'arte contemporanea se non riescono nemmeno ad arrivare all'arte moderna? Sì, lo comprendo questo. E questo il piano di studi è così. Dipende molto da dei professori illuminati, come poteva essere la Maria Campitelli, il professor Molesi, che portavano i ragazzi... Pensi che Molesi è andato con noi un anno, è andato a ritroso, cioè è partito dall'arte contemporanea per scendere ed incontrare, credo, penso gli illuministi, degli impressionisti probabilmente. Penso che questo sarebbe bellissimo riuscire a fare, cioè suddividere forse in due parti le materie, una comincia dall'inizio e una comincia dalla fine, per incontrarsi poi a metà. Perché è molto importante, perché l'arte contemporanea parla di noi, parla dell'oggi, parla delle nostre problematicità, e non è un'arte, dipende dal ramo. Per esempio il mio ramo in particolare è sempre un ramo concettuale, però relazionale. Per questo ho cercato di proporre in questi anni questi progetti, che poi adesso non sono più nemmeno miei, perché abbiamo una direttrice meravigliosa di Carso Creativo, che è Maddalena Giuffrida, la sezione itinerari di Sara Famiani, quindi poi abbiamo l'Energia dei luoghi, che è suddivisa in sezioni, abbiamo Massimo Premuda, Eva Comuzzi, e quindi il fatto di essere riuscita attraverso la relazione col territorio di far sì che l'arte contemporanea non sia fine a se stessa, non sia magari meravigliosa, eccezionale, ma un po' sterile di relazioni, e ho cercato di aprire questi varchi. E poi c'è un altro equivoco che bisogna chiarire quando si parla appunto di arte contemporanea, quella, virgolette, fatta bene, no? Certo. Che è lo stesso discorso che si fa, per esempio, quando si parla, mettiamo, anche di danza contemporanea. Certo. L'arte contemporanea
non prescinde dall'arte classica. Assolutamente. Non è assolutamente. Chi si inventa artista contemporaneo senza avere un percorso Certo. classico alle spalle, no. Certo, o comunque di curiosità, comunque di attenzione, ci sono tanti come la sottoscritta degli autodidatti che però si sono informati, hanno cercato il loro gruppo di riferimento, come nel mio caso il gruppo 78, e non prescinde assolutamente, ci vuole sicuramente una parte importante della cultura in generale sull'arte, no? Anche classica, però c'è da dire che la particolarità è che con l'arte contemporanea la puoi fare con tutto. Questo sì, Perché il questo concetto, l'idea, no, è preponderante rispetto in qualche modo alla materia, no? E quindi questo può sembrare che in questo modo sia semplice e facile, ma non è così, perché è un tutto che comprende il tutto anche dal punto di vista culturale, se uno va fino in fondo, no, al suo lavoro. Torniamo a Casa Cave e a Sì. tutti gli altri. L'estate cosa avete in programma? C'è qualche cosa di Allora, particolare? adesso Oppure ci sarà un mese di respiro e probabilmente in giugno continueremo con Carso Creativo seconda edizione, che insomma magari avremo modo di parlarle noi siamo in un sempre appuntamento successivo, che però continueremo in questa dinamica inclusiva, in questa dinamica della creative industry, in quanto la Regione ha accolto anche il progetto numero 2 di Carso Creativo. Continueremo con degli itinerari, questa volta dedicati ai 5 sensi più un sesto senso, quindi saranno itinerari molto coinvolgenti. E, cosa posso dirle? E poi in settembre riprendiamo con l'energia dei luoghi, quindi i laboratori di scultura, le mostre d'arte contemporanea. Faremo con Massimo Premuda un'indagine su Miele Reina, perché ha scoperto un intervento, perché lui cura la sezione evento, un intervento di Miele Reina, quindi lavoreremo concettualmente su questa linea, mentre la sezione pietra lavorerà sempre sui laboratori e questa volta in particolare su una ricerca legata alla parte più antica dei graffiti carsici. tra l'altro, ecco, non mi sono mai soffermato su allora, logicamente tutto ciò non prescinde dal Carso, non prescinde dal luogo. Certamente. Ed è bello poi anche vedere che insomma la manifestazione è andata avanti indipendentemente poi dal colore delle Questo giunte, è stato eccezionale, che, sì, insomma, questo è fondamentale. Io ringrazierò sempre sia la giunta precedente che la presente perché hanno accolto un progetto che ha dato valore a entrambe. Ecco, c'è questo anche da sottolineare, no? Cioè probabilmente un'idea di questo genere, come posso dire, proprio averla concepita per il Carso, forse all'epoca era abbastanza coraggioso, no? Perché uno dei grandi problemi del nostro territorio è che parecchie iniziative sono concentrate su Trieste. Sì, Trieste è potentissima dal punto di vista culturale. E sì, poche appunto sul territorio, eccetera. Nel senso, magari non poche, adesso chiedo scusa se mi sono espresso male, però certamente, voglio dire, non viene facile pensare ad organizzare qualche cosa su. Quando voi le avete fatte probabilmente sì, sarete state guardate all'inizio come con un certo... però poi si è rivelata appunto vincente, perché c'è bisogno anche nel territorio di questo tipo di iniziative. Certo, ma ci sono anche altre associazioni che lavorano come il Gruppo Armada, come il Mitreo, come il... Ce ne sono diverse, adesso mi scuso se mi sfuggono i nomi esatti, eventualmente no? Poi appunto... Ma è la cosa che speriamo di fare proprio in proiezione futura è di trovare un link, come in questo caso che siamo stati invitati all'interno di Trieste Lubiana, no? Da Lubiana a Trieste alle Pietà del Carso, del Gruppo Armada, di trovare un link e creare un cluster, no? Assieme anche ad altre associazioni che legandoci proprio all'idea
delle cave della pietra, che a questo punto non è nemmeno più di Auresina, perché per esempio abbiamo fatto una passeggiata creativa proprio nell'ambito di Carso Creativo Meravigliosa e siamo scese nella cava di Reppen con la famiglia d'Este che ci ha aperto questa cava stupenda. E quindi la cosa si sta allargando, no? Al territorio, perché la pietra è un simbolo potentissimo, un simbolo forte nel Carso. Poi abbiamo visto anche appunto quali... È una storia di uomini, di laboratori, di tutto. Sì, questo proprio... Noi abbiamo visto anche poi il fascino, no, di determinati luoghi. Stupendo, che poi Mascherini l'aveva accolto benissimo, il nostro Marcello Mascherini, con cui collaboriamo proprio con l'Archivio Mascherini, che ha aperto fra l'altro lo studio Mascherini a Sistiana, e arriverà Mascherini anche nella Gallery di Portopiccolo, che gestiamo come Casa Cave, perché ci hanno rinnovato la convenzione, e in settembre avremo una mostra proprio di Mascherini, di cui sono veramente molto... E lì dovremmo venire a fare una puntata Sarebbe di molto Trieste, bello. di Trieste d'arte, allora. Sarebbe molto bello, sì, perché è uno dei più grandi scultori del Novecento e dobbiamo valorizzarlo. È che io a settembre sono in ferie, per cui magari quando rientro dalle ferie lo facciamo. Sarebbe bellissimo. Sì. Ancora qualcosa? Invece sì, ricordiamo appunto che l'abbiamo già detto, per partecipare alla passeggiata bisogna prenotarsi. Sì, che mi sembra siano quasi chiuse le prenotazioni, però magari... L'indirizzo via mail è info@esplore.it. Certo. Invece poi la visita alla mostra in Portovecchio, lì non è necessario prenotarsi? No, non è necessario prenotarsi e vi aspettiamo alle ore 18 in Portovecchio, in quanto avrete modo anche di vedere i prototipi dei vari lavori che vengono presentati, perché non ci saranno solo i prototipi in pietra, ma ci sono anche dei prototipi delle artiste Giuliana Balbi, Selene Bersanti e Laura Giuliani, inoltre le foto di Massimo Goina, che cerchiamo però un po' di rivisitarli attraverso la dimensione della cartolina o del souvenir d'arte, legandoci sempre al territorio, alla pietra e ai disegni, per esempio della flora del Carso, che gli ospiti del CEO e di Oltre quella sede hanno fatto. Ecco, tanto per vedere come tutto è collegato, i disegni floreali e tutto è una tradizione che nasce secoli e secoli addietro e poi si perpetua, si continua, assume forme diverse, ma lì siamo, ecco, insomma. È brutto dire non si inventa, una volta Mike Bongiorno disse non si inventa niente nel mondo del quiz. Sì. È anche vero, insomma, che non è che non si inventi niente. No, però le cose vanno elaborate, rivisitate qui e ora, no? Anche rispetto alle tensioni, alle necessità dell'oggi. La prossima volta che ci vediamo, magari se non ci vedremo prima, per altre iniziative collegate a ciò, faremo qualcosa sul gruppo 78 per ricordare la Campitelli, anche insomma, per ricordare che appunto il gruppo 78 prosegue, ecco, insomma. Il gruppo 78 prosegue e ci incontreremo entro breve. Il gruppo 78 ha vinto il bando Corpo in Trasformazione. Quindi entro il marzo del 2025 avremo il progetto Corpo in Trasformazione del Gruppo 78. Una promessa. Grazie a Fabiola Faidiga per essere stata con noi. Buon lavoro, ci vediamo. Allora, buona energia. Diamoci un arrivederci. Come io vi do un arrivederci a domani pomeriggio, come sempre alle ore 18, con un'altra puntata di Trieste in diretta. Buon proseguimento a tutti e arrivederci.